Firmato in fiera a Padova un patto tra i rappresentanti del porto di Venezia e Chioggia, gli interporti di Padova, Rovigo, Verona e Portogruaro e di Save, che gestisce gli scali aeroportuali del Veneto. Alla presenza del vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti è stato siglato un patto per la promozione e lo sviluppo del sistema logistico veneto. Il porto, il sistema degli interporti e il sistema degli aeroporti del Veneto si mettono insieme per amplificare quello che stiamo facendo ognuno singolarmente, sia in tema di promozione del sistema del Veneto a livello internazionale, sia in tema di costruzione di progetti comuni, anche cofinanziati dall'Unione Europea, sia in tema di transizione energetica. Questi sono i tre grandi temi su cui abbiamo valutato che ci fosse una convenienza a farle insieme queste cose, e devo dire è tempo di superare anche un modo di operare come monadi. Ovviamente c'è il grande cappello, ci muoviamo nell'ambito del coordinamento strategico della Regione del Veneto, che oggi è presente a benedire questo accordo. L'accordo rappresenta un'importante piattaforma che porterà all'attivazione di nuove sinergie tra operatori del sistema logistico veneto, comparto strategico per la regione. La Regione del Veneto è interessata da 3 dei corridoi europei rispetto ai 4 che interessano l'Italia, quindi sicuramente è una regione dove la logistica è vitale e strategica per lo sviluppo del settore produttivo. Fare questo patto dove gli asset infrastrutturali, logistici si mettono insieme per poter lavorare, collaborare e avere delle prospettive future univoche è assolutamente importante. In un contesto di grande competizione tra i territori, il poter puntare su un sistema infrastrutturale e logistico compatto rappresenta un valore aggiunto per gli investitori e per i clienti. Ci stiamo già organizzando per rappresentare le esigenze della Regione del Veneto in modo puntuale e organizzato, con delle priorità, con degli investimenti e con dei fabbisogni al mondo della politica, che sicuramente dovrà considerare il fatto che il Veneto e il suo porto rappresentano un asset su cui il governo deve vedere una grande opportunità di investimento e di rilancio.